Risolve tutto Giovanni Paperini, finalmente è arrivato anche il tuo gol, un bel gol fra l'altro, ma bella partita. Sì, è stata una bella partita, molto combattuta, diciamo che non era una partita facilissima, è una squadra molto chiusa e di conseguenza abbiamo fatto fatica ad adattarci al loro gioco. Abbiamo provato a impostare il nostro, però diciamo che abbiamo proprio un altro tipo di qualità. Alla fine il gol è arrivato, per fortuna, e niente, sono contento e chissà che adesso nelle ultime due partite si continui in questo modo. Senti, questa seconda partita, seconda vittoria consecutiva che vi rilancia in piena zona playoff e quindi insomma potete dare un senso al campionato. Sì, assolutamente possiamo dare un senso al campionato perché secondo me noi siamo una squadra che merita di stare nelle posizioni alte, perché l'abbiamo anche dimostrato nelle varie partite e niente, dobbiamo testa bassa, continuare a lavorare e continuare a migliorarci di volta in volta. E sempre tenendo conto che gli avversari, anche loro, sono forti, ci mettono il loro ogni volta. Senti, tu di gol non ne fai tanti, però dopo quello di stasera, gol vincente, ci prometti qualcosa in più? Sì, allora diciamo una volta ero più un goleadore, adesso negli ultimi anni mi sono un po' spento purtroppo, però diciamo che stiamo lavorando bene e mi sto allenando a cercare di fare più gol possibile per dare maggior supporto alla mia squadra. Speriamo di continuare in questo modo e speriamo insomma di chiudere l'anno bene e di continuare anche per il prossimo anno a venire. A cominciare già da venerdì, no? Ancora qui in casa? Assolutamente, a cominciare già da questo venerdì che viene, sempre qui in casa.